Buona giornata, bentornati con noi. Allora, ospite quest'oggi Maurizio Franceschi, ben ritornato, direttore della Confesercenti del Veneto. E abbiamo il piacere di averlo perché siamo prossimi alla Pasqua e quindi ci sono alcune riflessioni. Da un lato abbiamo un comunicato che ci arriva dai sindacati uniti, che però sollecitano anche le categorie del commercio, dove le commesse si mobilitano contro le aperture di Pasqua del 25 aprile, del 1° maggio, insomma c'è grande agitazione, grande fermento. Dall'altro è uscito anche di recente un articolo sul giornale, poi lei si è pronunciato più volte, perché questa crisi, questa contrazione dei consumi che si è verificata, perché ovviamente manca lavoro, ci sono le tasse che si stanno preannunciando, le accise della benzina, hanno già provocato danni importanti a chi opera nel settore del commercio. E purtroppo le prospettive non sono per nulla rosee, anzi se poi l'IVA arriverà fino al 23, perché il governo se vuole può trattenerla ferma lì, e quindi è una discrezionalità governativa. Se però tutti stanno in silenzio, ovvio che il governo cercherà di ottenere il più possibile, ce la porterà al 23, allora ne vedremo delle belle, anzi delle brutte. Intanto lei ha osservato giustamente che c'è stata una contrazione in consumi che non ci saremmo immaginati già ora di trovare contratti, ovvero i generi alimentari. Quando si arriva a contrarre il cibo siamo veramente a una soglia limite. Allora, qual è questa? Vediamo di vedere questa situazione, poi parliamo anche dell'IMU, perché siamo stati sollecitati anche ieri, l'altro ieri sera alla diretta, c'erano diverse persone che hanno settore commercio che chiedevano cosa fare, se le categorie si stanno muovendo, se qualcosa si sta facendo, perché sarà molto pesante. Beh, intanto partiamo dal dato che vede una recessione dei consumi anche nell'alimentare, e questa è una conseguenza della crisi economica. I consumi, siamo in una fase di recessione, siamo passati dalla stagnazione che ci ha accompagnati per molti anni, anche perché la crisi è una crisi lunga. È una crisi strutturale, non è stata una crisi che durava un anno, contingente, e poi come sembrava c'era la ripresa e tutto tornava come prima. In realtà questa è una crisi strutturale che dura da molti anni, che nel breve periodo non dà assolutamente nessun segno di essere superata, perché anche i dati 2012 legati al PIL, cioè alla ricchezza che viene prodotta, dà un segno negativo, così come c'è un segno negativo della crescita per tutta l'Europa, e in qualche modo c'è una interconnessione tra i fatti nazionali e i fatti europei, con la sola eccezione della Germania. L'inflazione aumenta, le tasse aumentano sia per le imprese sia per quanto riguarda anche le persone. L'IMU e l'addizionale IRPEF incideranno profondamente, diciamo, sulle tasche degli italiani, assieme agli aumenti delle tariffe, sia delle energetiche sia delle tariffe legate ai servizi, e quindi tutti questi aspetti ovviamente hanno delle ricadute sulla capacità e sulla propensione di spesa da parte dei consumatori. E infatti per la prima volta si rileva anche una riduzione dei consumi nel settore dell'alimentare. E appunto, come veniva ricordato, quando viene toccato anche l'alimentare, e cioè i generi primari, e quindi non quei generi ai quali si può rinunciare tranquillamente a un paio di scarpe piuttosto che a una giacca o un paio di pantaloni, anche perché tutti noi ne abbiamo, siamo in grado, diciamo, di coprirci dal caldo e dal freddo, no? Però quando si rinuncia all'alimentare significa che la crisi è forte, che sta colpendo fortemente anche qui nel nostro Veneto,
E d'altronde, se guardiamo anche i dati dell'occupazione, della cassa integrazione, delle tante chiusure delle attività imprenditoriali, del commercio, ma anche di altri settori, in qualche modo quello che sta succedendo e che leggiamo attraverso i consumi è la fotografia di un paese che è fortemente in difficoltà, che sta vivendo, che è dentro la crisi e che fatica ad uscirne. Assolutamente, questo è indubbio, però ci possono essere dei sistemi, perché quello che ci chiedono è sempre come fare a trovare delle soluzioni. Ovvio la bacchetta magica non ce l'abbiamo, ma secondo lei anche a livello governativo cosa si potrebbe ancora fare, cosa si sarebbe potuto fare? Perché è impossibile che arriviamo in questo sistema, perché si è detto il Giappone è entrato nella recessione, non ha preso provvedimenti idonei, sono 12 anni e più che è in recessione totale, cioè il potere di acquisto dello yen è bassissimo e non se ne parla perché se ne sta laggiù, però è una situazione gravissima. Se noi finiamo nella medesima situazione e siamo vessati da un'Europa che continua a pretendere, non ne usciamo neanche noi. Poi le farò anche altre osservazioni. Io penso questo, io ovviamente non ho la soluzione. Perché, no, ma sono cose che uno fa un po' parlé, tanto. Infatti, però faccio alcune considerazioni. La prima considerazione è che noi stiamo pagando un prezzo altissimo dovuto alla non politica e alle non scelte di tanti anni. Come giustamente dici il Presidente del Consiglio Monti, e questa parte io la condivido, o facciamo o affrontiamo anche queste difficoltà e questi sacrifici non tutti equi, oppure rischiavamo di fare la fine della Grecia, che è molto peggio rispetto ai sacrifici che stiamo facendo. Intanto dobbiamo partire da questo, perché il pericolo era fare la fine della Grecia e allora lì non si salvava nessuno. E la situazione di tutti sarebbe stata molto peggiore rispetto a quella che stiamo vivendo. Detto questo però non possiamo certamente vivere solamente pensando che dobbiamo tagliare tutto, anche perché attraverso queste politiche stanno in qualche modo deprimendo il Paese. E cioè manca la fase della crescita e della ripresa. Di cui si era tanto parlato, perché si parlava che inizialmente settembre, ottobre, dicembre c'era questa, e poi doveva venire questo benedetto rilancio, queste manovre di rilancio che non si sono assolutamente Le manovre viste. di rilancio ancora non le vediamo e non ci sono, e forse non sono nemmeno facilmente individuabili, perché altrimenti credo le avrebbero già messi in campo. Ma alzare le tasse era capace anche la signora Maria. Però la signora Maria era capace, però i governi precedenti, siccome era molto semplice, però non l'hanno fatto. E i governi precedenti in realtà, se fossero intervenuti per tempo, in modo graduale, nelle riforme, sia la riforma pensionistica, sia la riforma del lavoro, sia la riforma della pubblica amministrazione, sia quella cosa che nemmeno Monti sta facendo di riduzione dei costi e degli sprechi, perché se non si interviene lì, e cioè se non si interviene sulla spesa pubblica, sulla spesa corrente, e noi dovremmo costantemente aumentare le tasse, soprattutto in una fase in cui il Paese non cresce e quindi non aumenta il gettito delle entrate tributarie e fiscali nelle casse dello Stato, no? Allora la cosa che manca in questa manovra, in questa situazione economica, e che il governo dovrebbe fare, intanto io lo invito a continuare a fare le riforme, compresa la riforma del lavoro, cercando di evitare per quanto è possibile un conflitto sociale che ovviamente deve tenere conto delle posizioni di tutto, ma non può certamente essere condizionato dal veto di qualcuno. Mi sembra che le forze politiche ieri sera abbiano raggiunto un'intesa che mette un po'. Quindi riforme è la prima cosa che deve continuare a fare questo governo.
poi deve intervenire sul costo della spesa, esatto, e sugli sprechi. Su questo abbiamo visto poco o niente, però diciamo l'attenuante è che in 3 mesi, poco più, è difficile che un governo possa risolvere problemi che ci trasciniamo da decenni, no? E dall'altra parte bisogna sì incominciare a trovare degli incentivi e delle leve per la crescita, soprattutto per rispondere anche a un problema dell'occupazione, in particolare quella giovanile, perché il dato ci dice che il 32% dei giovani sono senza lavoro o in cerca di lavoro in questo nostro paese, un po' meno qui nel Veneto, ma i dati sono comunque preoccupanti anche qui nel Veneto. Io credo che tutto questo possa trovare in qualche modo delle risposte non certamente in tempi brevi. Io sono abbastanza consapevole che noi avremo una fase, un periodo ancora molto lungo che sarà caratterizzato da quelli che vengono chiamati sacrifici, perché la ripresa non avverrà domani mattina. Gli effetti delle riforme non produrranno effetti domani mattina, va bene? E tutti quei provvedimenti che verranno assunti, se positivi, produrranno effetti nel tempo, mentre le tasse già sentiamo gli effetti oggi e tanto più anche domani mattina. Quello che io voglio sperare è che poi, finito il governo Monti, ci sia una classe politica all'altezza, perché dobbiamo dire che la classe politica è stata una delusione, e cioè quella classe politica che è costretta a chiamare un governo tecnico per fare quelle cose semplici come venivano ricordate di mettere le tasse. Va bene? Ecco, la domanda è perché non l'ha fatto se erano così semplici, perché vincono quelle logiche che hanno portato questo Paese in questa condizione. Quindi una classe politica nuova che usi un nuovo linguaggio. Ma dove si trova? Quello è il discorso. Io penso che ci debba essere un'autoriforma anche lì dei partiti, perché se i partiti non si autoriformano e continueremo ad avere altre soluzioni di governo, non so quale, ma non certamente quelle, perché non sono credibili. Allora, devo dire, io sono tra quelli che crede ancora oggi nel ruolo dei partiti, ma devo dire che devo fare dei grandi atti di fede per crederci, perché oltre ai partiti non vedo nulla e quindi credo che la democrazia debba trovare questa forma di rappresentanza. Però si fa una grande fatica ad avere fiducia in questi partiti, perché se poi leggiamo anche i fatti, gli ultimi fatti che sono successi prima con il tesoriere della Margherita, oggi col tesoriere della Lega e quindi anche di questo partito che sembrava potesse rappresentare non solo il cambiamento ma anche quella parte, diciamo, più pulita della classe politica e dei partiti, e poi vediamo che anche questo è uguale agli altri. Poi si ha un'opinione, diciamo, della classe politica e dei partiti ovviamente che non è certamente di fiducia. Quindi questi partiti, quello che io penso è che devono cambiare, ma devono cambiare anche radicalmente loro, perché dei partiti abbiamo bisogno, ma devono cambiare, perché così come sono ormai rischiano di perdere la fiducia della gente. Ecco, tra l'altro, perché molti dicono si vedranno già alle prossime elezioni, un'astensione altissima e una non partecipazione, c'è veramente dello sgomento, del disgusto proprio per una serie di cose, anche perché alcuni dicono se la politica avesse lavorato bene non saremmo nella situazione attuale. È anche vero però che se a elezioni si va comunque, il non votare lascia comunque in mano il gioco a quei pochi che vanno a farlo, per cui anche questo è un aspetto, cioè quali segnali si possono dare se altre forze non emergono, se poi alla fine sono sempre gli stessi personaggi che girano, perché anche lì giovani, ma giovani non se ne vedono che si cimentino con un certo tipo di entusiasmo, verve in ambito politico, perché sono strade anche particolari, ci vuole anche una certa vocazione e tutto, per cui... Ma io penso che dovremmo esercitare la democrazia così com'è, le forme di partecipazione fino in fondo, per cui credo che sia opportuno sempre andare a votare.
come si... Sì, perché sennò si lascia a questo punto in mano. Tapiamoci il naso, ma votiamo, insomma, perché l'alternativa, il non voto, credo che ci porti a una deriva anche, diciamo, più preoccupante rispetto a quella che conosciamo. Poi i giovani, io capisco i giovani da questo punto di vista, perché è un po' difficile che un giovane, i giovani si stanno allontanando sempre di più, secondo me, dalla politica, perché è questa la politica, perché se questa politica fa allontanare anche persone come me, che viene da una storia dove la politica, i partiti hanno sempre svolto un ruolo molto anche importante e significativo fino a un certo punto, e ormai da molti anni a questa parte nutro un sentimento, diciamo, di grande sfiducia e di delusione. Io capisco i giovani che non hanno quella storia che ho io e quindi non hanno nemmeno quel filo e quel legame che ho avuto io, va bene, verso la storia dei partiti in generale, rispetto alla rappresentazione che danno a queste ritualità, a queste frasi fatte che si ripetono e che non sono mai, non rispondono mai, diciamo, veramente a quelle che sono le questioni vere e non danno mai una speranza. Non ti fanno, la cosa che ti tolgono è la speranza, non ti fanno mai sognare anche per un momento che c'è qualcuno che rappresenta davvero il cambiamento, che è diverso agli altri e quindi si propone come un soggetto nuovo al quale per un momento sperare e dire do la fiducia a te. Esatto. Non toglieteci la speranza, andiamo intanto in pubblicità, questa è una certezza e torniamo tra poco. Sì. Allora, torniamo un po' a noi e vediamo anche il discorso di queste modifiche che sono state apportate, le liberalizzazioni, che potrebbe essere anche interessante. Dopo parliamo anche dell'IMU però, perché siamo stati sollecitati anche in questo senso e giustamente chi si trova ad avere un'attività produttiva, commerciale, eccetera, ne risentirà. Cosa decreto liberalizzazione? No, c'era quel richiamo delle lavoratrici e dei lavoratori e del sindacato per le aperture domenicali legate in particolare alle festività religiose di Pasqua e Pasquetta. Beh, noi le condividiamo quelle... Quindi voi siete dalla parte di questi lavoratori? Noi siamo sempre stati dalla parte di questi lavoratori, ma anche dalla parte delle piccole imprese che non condividono assolutamente questa liberalizzazione, perché in qualche modo emerge quanto siano contraddittorie alcune scelte che ha fatto il governo Monti. Da una parte stiamo parlando di un paese che è in crisi, in difficoltà, che ha tutte le cose che conosciamo, con una situazione al sud tra l'altro allarmante, con una criminalità organizzata, altro tema sul quale sta venendo fuori con tutta la sua evidenza, mi aspetterei da parte del governo degli interventi più incisivi sia al sud che al nord, perché ormai la mafia è presente e le criminalità organizzate sono anche qui nel nord, anche noi, se noi in qualche modo ci rifiutiamo di ammettere questa cosa, perché in qualche modo mi ha sorpreso un'indagine che è stata fatta ai cittadini veneti, i quali sono più preoccupati rispetto alle infiltrazioni mafiose e alla criminalità organizzata, sono più preoccupati della delinquenza comune e dei reati comuni, perché pensano che da noi le mafie non ci siano, è una cosa che riguarda il Sud Italia. E invece purtroppo tutti i dati ci dicono che le organizzazioni mafiosi sono ben presenti anche in questo nostro Veneto e nel nord, non usano la lupara, ma ci sono i colletti bianchi, c'è la burocrazia, c'è la politica, va bene, ci sono le banche e ci sono gli appalti e ci sono i grandi affari, va bene. Ed è ben presente qui e quindi io credo che dobbiamo invece incominciare come veneti, che tutte le cose che ci danno un po' fastidio tendiamo a non volerle vedere, no? E invece dobbiamo avere un atteggiamento un po' più vigile, perché rischiamo davvero di trovarci in casa, va bene,
delle situazioni che possono destare molta preoccupazione e anche un allarme sociale oltre che economico davvero preoccupante, no? E quindi da questo punto di vista, dall'altra parte dicevo com'è contraddittorio che rispetto a una situazione come questa si abbia pensato di risolvere il problema, una parte del problema dell'economia e della crescita attraverso la liberalizzazione. Ora, tu puoi aprire finché vuoi, puoi aprire 24, 48 ore al giorno. Se quelli sono i soldi. Dove li troviamo questi benedetti soldi? Uno. La seconda questione. Un paese che è in questa situazione, dove appunto i consumi sono quelli che sono e che quindi le aperture provocano solamente uno spostamento di consumi dai piccoli negozi alla grande distribuzione, no? E dall'altra parte ancora modificano profondamente la vita delle comunità e della società veneta. Questo perché ci sono degli imprenditori e degli operatori, quelli della grande distribuzione, teniamo conto la maggioranza vengono dalla Francia. Ricordo a quelli che spesso ci richiamano agli esempi europei sulle liberalizzazioni e sulle aperture, che in Francia mediamente aprono dalle 5 alle 8 domeniche, d'accordo? Caspita. E anche quelli del Ricordiamo da noi quante? Ormai noi apriamo tutte le domeniche, Pasqua, Pasquetta, esatto. Natale compresa, che anche il bricolage, che anche da noi precedentemente i mobili potevano essere sempre aperti e così anche in Francia hanno deciso anche lì, adesso gli hanno detto anche voi non aprite più, chiaro? Allora, queste catene che qui fanno ricorso rispetto alla legge regionale che aveva previsto 16 domeniche più 8 rispetto alla liberalizzazione, parlo di Auchan e di altre, certo, che in Francia non aprono nemmeno 8 domeniche, vengono qui, occupano il territorio, creano tutti i disagi e dopo pretendono anche, va bene, di cambiare i comportamenti e le abitudini. Le regole dei giochi. Le regole di una società veneta che è fatta di piccoli comuni, che non è fatta di città metropolitane, dove io penso che si viva meglio nel momento in cui tutto il nostro tempo non è rivolto al consumo, ma è rivolto anche ad altri aspetti della nostra vita che sono molto più importanti e significativi. Questo fa parte sempre del discorso di far entrare grandi capitali, grandi società estere naturalmente, quindi rendere il tutto sistematico per questa cosa qui, però sta creando la moria letteralmente dei piccoli. Guardiamo l'esempio anche di Ikea, cioè Ikea è una grande intuizione. Penso che anche il Veneto, il nostro paese, non poteva fare a meno di avere una presenza come Ikea. Ma da qui a realizzare anche nel Veneto altri punti Ikea, come si sta facendo a Casale e dopo sembra anche da qualche altra parte, no? Significa, intanto, questa è una società, va bene, che non è italiana e quindi tutti i ricavi vanno a finire da qualche altra parte. Dicono crea occupazione, è vero, ma quanti mobilifici hanno fatto chiudere? Quanti ne hanno fatti chiudere? Basta leggere i dati del Friuli. Attenzione, guardiamo, non sono cose che costano pochissimo. Ecco, io adesso evito di entrare anche se sono o meno, dico solamente che creano certamente dell'occupazione, ma quella che tolgono all'economia, e l'economia fatta delle piccole imprese, dei tanti laboratori che costruivano mobili, va bene, in tutto l'area lì in particolare del Veneto orientale e del Friuli, questi sono tutti destinati a chiudere, anzi stanno già chiudendo e chiuderanno ancora di più nel momento in cui. Allora, anche tutti questi aspetti qua legati alla quella che viene chiamata modernizzazione, perché qui sembra che... forse globalizzazione questa. Proprio. Sì, ma si lega molto, globalizzazione lo siamo, ormai noi viviamo in una situazione globale di interdipendenza, ma nel momento in cui poi fai passare alcune cose come fatti legati alla modernizzazione, cioè se non le fai non sei moderno,
E queste sono grandi stupidaggini, perché non è assolutamente vero che la modernizzazione è quella cosa lì. Perché qui sembra che tutta l'economia del Veneto e l'economia moderna sia legata solamente all'apertura di centri commerciali. Io penso invece che questa sia la ritratezza di un'economia, perché quelle cose lì le puoi fare in qualsiasi paese al mondo, va bene? In realtà le nuove economie sono legate a quelli che sono i prodotti, che sono il risultato di ricerca, di tecnologie, di sapere, di conoscenza. Sono quelle cose che nascono e che non hanno bisogno di occupare migliaia di metri quadri e portare milioni di auto per arrivare lì, va bene, sono altre cose che possono tra l'altro dare una risposta anche a quei giovani che decidono di investire nel loro futuro studiando, va bene, che poi trovano. Oppure questi giovani facciamo fare tutti i commessi, lavoro dignitosissimo, voglio dire, ma se la prospettiva è questa, forse pensano non vale nemmeno la pena che io studi, vado all'università se poi la mia prospettiva è questa, perché apriamo solo centri commerciali. Ecco, un'altra cosa che è rilevante in questi cambiamenti in essere, da un lato abbiamo visto le liberalizzazioni e quindi questa apertura, entrata importante della grande distribuzione che sta cercando di occupare tutti i posti liberi, e tra l'altro sembra che i bilanci segnino un segnale più, quindi a loro tutto sommato va bene, questo dicono nella presentazione dei bilanci, salvo eccezioni, ma ce ne saranno soltanto 2 in un contesto e per altre ragioni peraltro, a fronte viceversa di altri che stanno soffrendo. E poi un cambio molto importante nelle abitudini del Veneto, del consumatore veneto, e questo è un altro segnale di preoccupazione, perché il Veneto ha una grande capacità, sa risparmiare e quando si mette nell'ottica di risparmiare proprio lo fa in modo serio e serissimo, senza sgarrare. Però questo vuol dire un sistema attualmente un sistema che si chiude e che quindi va a morire. Sì, beh, intanto la grande distribuzione, le catene della grande distribuzione, a parte alcuni casi che hanno dei buoni bilanci, hanno anche loro sentito la crisi di questi anni in modo molto, diciamo, significativo. Motivo per il quale, presi dalla disperazione, hanno così insistito, tanto da fare poi ricorso alla Regione, per ottenere le aperture domenicali, perché loro nel breve periodo, dobbiamo vederlo nel lungo, però in questo breve periodo ovviamente hanno registrato un aumento del loro fatturato perché è stato significativo e sono significativi gli incassi che hanno la domenica, però dobbiamo vedere nel tempo se in realtà questi maggiori ricavi è una ridistribuzione di quanto già prendevano prima distribuito nelle altre giornate, oppure se c'è qualcosa di aggiuntivo. Teniamo conto che se c'è qualcosa di aggiuntivo, io spero di no, però è quello che viene sottratto al commercio tradizionale, quindi non c'è assolutamente maggiore spesa da parte dei consumatori. Poi è certo che cambiano le abitudini cambiano perché è la crisi economica che fa cambiare. Quando si hanno meno soldi e si diventa più oculati nelle spese, si seleziona si prende quello che serve, almeno le persone che non hanno capacità di spesa, ma in realtà questo comportamento ha interessato anche quelle fasce di reddito che hanno ancora un buon reddito, e però la condizione, diciamo, che vivono psicologica, di insicurezza e di preoccupazione che riguarda le persone con cui lavorano, che sono vicine della società in generale, porta tutti a risparmiare e a spendere meno, e questo determina in qualche modo la situazione legata ai consumi, dove da una parte ci sono delle persone che realmente non possono spendere, dall'altra parte ci sono persone che potrebbero spendere ma che non lo fanno perché sono preoccupate del futuro. Assolutamente. Dobbiamo andare in pubblicità, poi quando torniamo affrontiamo assolutamente il tema IMU, tra poco.
Allora, aumenti vari, tra i quali i commercianti dovranno fare i conti e quindi capire anche lì tanti consumatori, i commercianti stessi dicono ma a chi dovremmo imputare questi aumenti di tasse? Aumentare i prezzi, però già i consumi sono in contrazione, i consumatori non possono ovviamente comprare se il bene è troppo caro o troveranno l'escamotage della grande distribuzione dove magari riuscirà a mantenere anche un prezzo. Però l'IMU andrà a gravare pesantemente. Che prospettive avete già visto? Che cosa potrebbe succedere? Succede che l'IMU si aggiunge ai tanti altri costi maggiori che le imprese, come le famiglie, ormai stanno sostenendo da molto tempo a questa parte, ma con un'accentuazione ovviamente con i provvedimenti che sono stati assunti da parte del governo. L'incidenza dell'IMU è molto consistente. Ecco, per fare un esempio cosa vuol dire? C'è un negozio medio, quanti metri quadrati? Dipende da dove è il negozio, perché c'è una classificazione. Per adesso, proprio perché anche il governo tecnico fa pasticci, va bene, quindi ci siamo trovati alla scadenza senza capire come si doveva applicare, perché anche i comuni non hanno avuto il tempo di adottare i provvedimenti necessari, per cui a questa prima scadenza pagheremo con quelli che erano diciamo, le condizioni dell'ICI precedente, no? E poi dovremo vedere le modifiche per dicembre, perché lì il governo deciderà in base alle entrate che ha avuto se queste rispondono o meno alle previsioni che avevano fatto. E dall'altra parte ancora, in quella discrezionalità che è stata data ai comuni, i comuni decideranno se aumentare ulteriormente anche rispetto alla percentuale che ha deciso il governo. Quindi per le imprese, per le attività commerciali, alcuni dati da alcune verifiche che abbiamo visto, l'incidenza sarà molto significativa. Si parla di qualche migliaio di euro. Mamma mia. E quindi in questa situazione, diciamo, anche questa sarà un ulteriore balzello che aggraverà la situazione di difficoltà delle imprese, tenuto conto appunto che i prezzi non possono essere aumentati, perché ovviamente come fai a aumentare i prezzi se i consumatori si trovano in questa condizione, no? E quindi vedremo ancora una volta ridurre ulteriormente i ricavi delle imprese, col rischio di determinare altre chiusure, e io spero anche che vi sia un'ulteriore revisione degli studi di settore che tenga conto anche di questa nuova condizione che si è venuta a creare in questo momento di aumento della tassazione, di riduzione dei consumi, che vedono le imprese davvero in seria difficoltà. Ecco, voi in questo senso vi state muovendo, perché poi fate parte anche di Rete Imprese Italia, per cui ci sono anche gli artigiani, ci sono tante categorie, e chi vive queste realtà chiede ma chi ci rappresenta in qualche modo? Io sono molto, come dire, molto franco su queste cose, anche molto chiaro, e facciamo quello che possiamo, perché Rete Impresa, tra l'altro, che mette insieme tutto il mondo dell'associazionismo, che rappresenta circa 4 milioni di imprese nel Paese, è intervenuta in tutte le materie per cercare di evitare dall'aumento dell'IVA all'applicazione dell'IMU. Fortunatamente siamo riusciti a far togliere la blacklist, che era quella lista che doveva essere resa pubblica dei possibili evasori fiscali, cose da altri tempi e da altri paesi, va bene, perché non è certamente così che si combatte l'inflazione, e purtroppo dobbiamo fare i conti oggi con una situazione drammatica del Paese, dove anche le buone ragioni di merito, va bene, rischiano di non essere ascoltate rispetto a quel bisogno
di fare interventi che portano entrate nelle casse dello Stato per ripianare il debito e per chiudere i bilanci secondo quanto ci viene chiesto dall'Europa. Questo è dovuto purtroppo dalla situazione drammatica in cui stiamo vivendo, per cui anche le buone argomentazioni, quelle motivate, ce ne sono molte, noi le abbiamo motivate tutte, e si trovano, si scontrano, riusciamo solamente ad attenuare i provvedimenti. Perché la cosa è che purtroppo ma è così, che anche le nostre imprese non sanno e i commercianti non sanno, è che in realtà noi abbiamo attenuato molto i provvedimenti che il governo voleva adottare, solo che ovviamente alla fine qualsiasi provvedimento che comunque vede un aumento della tassazione, degli adempimenti, degli obblighi, va bene, quindi dei costi, viene vissuto male. Al di là del fatto che se erano partiti a chiedere 100, noi abbiamo portato 50, quel 50 è sempre un costo che si aggiunge in questa situazione ovviamente. Però almeno non è il massimo di quello che cioè, quindi qualcosa c'è, un modo per calmierare determinate decisioni esiste facendosi sentire, no? Ma noi ci facciamo sentire, ripeto, alcune cose le abbiamo modificate, però è difficile dire o bloccare, era difficile bloccare l'applicazione dell'IMU, ad esempio. Abbiamo cercato di riportarla e di ridurne, diciamo, gli effetti negativi, va bene, così pure tanti altri provvedimenti che erano stati assunti. Ecco, ma adesso ad esempio lavorando per tempo per il discorso dell'IVA, che non sta bene proprio a nessuno, perché poi a questo punto abbiamo già delle accise della benzina, del gasolio, che sono qualcosa di spaventoso, aumenti in un anno. Ma sull'IVA è ovvio che l'IVA ha degli effetti devastanti, cioè se noi portiamo l'IVA al 23% significa mettere il Paese in una situazione di difficoltà estrema, sia per le imprese sia per i consumatori, perché tutto costerà di più, d'accordo, e dall'altra parte le imprese venderanno meno. Questo è l'effetto, ma questo l'abbiamo spiegato in tutte le salse. Infatti, perché ad esempio a questo punto hai meno entrate anche dal punto di vista fiscale, perché se c'è meno consumo, uno invece che magari, a meno che non abbia la lavatrice che non funziona assolutamente più, deve gettarla via, ma se può farla riparare, mentre una volta magari c'è la cambio, c'è un modello migliore, adesso la fa riparare, come avveniva una volta. Lo so, ma questo è un ragionamento che noi facciamo, e a me sembra un ragionamento logico, è che dall'altra parte sembra che non venga compreso, e quindi loro si fermano ai dati, dicono adesso verifichiamo quali sono le entrate ad oggi, bene, se abbiamo raggiunto quanto avevamo previsto l'IVA rimane al 21%, se non abbiamo previsto la portiamo al 23% ed è finita la discussione. Esatto. Infatti, quindi questo è il messaggio che possiamo dare. No, il messaggio è che noi ovviamente, siccome siamo convinti che questo Paese si regge sia da un punto di vista della ripresa dell'economia e della sua ripresa economica, sia da un punto di vista occupazionale, si regge sulle piccole e medie imprese del commercio, dei servizi, dell'artigianato, del turismo, dell'industria, piccola industria, poi ci sono le grandi industrie. Se noi ammazziamo questi, tu puoi mettere tutti i governi tecnici che vuoi, dopo Monti ne puoi trovare uno anche migliore, va bene, di Monti, però se il Paese va da un'altra parte, cioè va indietro, qui è un Paese che è destinato, diciamo, ad andare in una crisi ancora più profonda e a non vedere nessun barlume di luce d'uscita dal tunnel. Assolutamente. Proprio una battuta in chiusura, sembra che durante il periodo delle festività pasquali eccetera ci possono essere delle entrate derivanti dal turismo, almeno nella regione del Veneto. Puntare su questo aspetto e valorizzarlo, almeno forse dall'estero qualche risorsa può arrivare? Io credo che intanto il turismo, diciamo, nonostante le difficoltà che vive l'economia, è uno dei pochi settori che ha retto fino ad oggi alla crisi. Certo ha avuto delle flessioni, però le città d'arte hanno tenuto bene, le località balneari hanno tenuto bene, ha sofferto la montagna, ma forse più per fattori climatici, diciamo, che di consumo da parte appunto dei cittadini. Però
un settore come questo, che ha grandi potenzialità qui nel Veneto, che è a detta di tutti uno di quei settori che avrà certamente una crescita sicura nei prossimi anni, e vede dall'altra parte, non vede dall'altra parte nessuna azione, nessun incentivo da parte del governo. Tenga solo conto la difficoltà che abbiamo noi nella competizione sull'IVA, esatto, perché l'IVA è uno di quei fattori che fa aumentare i costi, va bene, e ci rende meno competitivi rispetto ad altri paesi dove hanno un IVA non del 10 o l'11% come potrebbe diventare, ma del 4% o del 6%. Quindi si sbaglia quando non si sceglie mai. Qui non si sceglie mai di investire almeno in quei settori che sono presenti in questo nostro paese, in questa nostra regione, che potrebbero generare nuova ricchezza e nuova occupazione, e però siccome questi funzionano, reggono, allora non facciamo nulla e magari continuiamo a investire in attività e manteniamo in vita, anche attraverso la cassa integrazione, giustamente, ma che non può durare 10 anni la cassa integrazione, perché bisogna ricollocare e bisogna lavorare per ricollocare questi lavoratori, significa che quella è un'attività decota che non ha più futuro e non si investe dove ci potrebbe essere una prospettiva. Detto questo, abbiamo cercato di dare delle risposte plausibili anche ai vostri interrogativi, giustamente anche chi rappresenta queste categorie. Ringraziamo Maurizio Franceschi che è stato qui con noi. A voi appuntamento domani naturalmente alla solita ora. Grazie e buon proseguimento.